Le motivazioni della sezione del riesame del Tribunale di Venezia, che smontano le accuse rivolte a Giovanni Annacopoulos sulla vicenda UL7 e che spiegano perché andava tolta l'interdizione, revocata già a fine novembre, sono state commentate anche dagli ospiti di Focus, la trasmissione di approfondimento politico di Rete Veneta, innanzitutto da Isabella Dotto, magistrato onorario per quasi 20 anni, prima al Tribunale di Bassano, poi a Vicenza. I giudici del riesame hanno detto una cosa che è rilevante. La libertà di stampa è un principio sacrosanto, ma sapete perché? Perché la libertà di stampa e di informazione sono in primis, ricordiamocelo tutti, soprattutto da chi ci ascolta da casa, sono cani da guardia dei poteri. Questa emittente televisiva non ha fatto altro che rendere noto fatti circostanziati, ha dato voce a cittadini che lamentavano un disservizio all'interno della UL7, l'ospedale di Bassano del Grappa. I cittadini volevano risposte. Allora, di fronte alla politica che talvolta è silente a darti risposte, i cittadini si rivolgevano a questa emittente televisiva. Questo è accaduto. Un commento politico arriva anche dal consigliere regionale Fabiano Barbisan, che ricorda il ruolo del presidente del Veneto. Se di sua spontanea volontà e idea ha ritenuto o ritiene di andare a come dire, discutere, chiudere, spostare reparti, ritengo che se ne assume la responsabilità, ma lo sa anche il presidente Zaia, qua ritengo che deve intervenire. Infine anche l'imprenditore Luigi Susin chiede che quando si parla di sanità veneta i cittadini siano sempre al centro dell'attenzione. Vuol dire ci sono anche delle USL che funzionano, mica da sparare contro a tutti, ma quelle che non funzionano secondo il mio punto di vista vanno riviste e vanno riviste subito perché i cittadini hanno la priorità.